Continua ad allentarsi la pressione dei ricoveri legati al Covid nei reparti dell'ospedale di Padova e lo scenario descritto nella periodica conferenza stampa dell'azienda ospedaliera. Un'occasione anche per presentare una nuova terapia preventiva della malattia con l'uso dei monoclonali. Roberto Bonaldi. Il Veneto è la prima regione in Italia per somministrazione di anticorpi monoclonali destinati a pazienti positivi al Covid e con rischio alto di sviluppare una forma grave della malattia. È il dato che mette in evidenza l'azienda ospedale Università di Padova, provincia quest'ultima, assieme a Verona e Treviso ai primi posti in regione per assunzione di monoclonali, con una novità all'orizzonte che si rivolge a casi ancora con malattia non conclamata. Abbiamo anche un nuovo cocktail di monoclonali che potrà essere usato in prevenzione, cioè in chi non ha ancora l'infezione, ma è un paziente estremamente fragile perché o è stato sottoposto a un trapianto di polmone, a un altro trapianto di organo solido, oppure a malattie ematologiche che richiedono anche terapie capaci di ridurre e di compromettere in modo significativo il sistema immunitario. Dovrà essere il medico curante a valutare per ogni paziente la fattibilità del trattamento. Sul fronte preventivo, ricordano all'azienda ospedaliera, le vaccinazioni possono contare ora anche sulla formulazione del Novavax a base di proteine ricombinanti. Nei reparti dell'ospedale la pressione dei ricoveri correlati al Covid continua a calare. Abbiamo 81 presenze in ospedale, 11 in terapia intensiva, 17 nella subintensiva, ma soprattutto abbiamo registrato ieri nessun nuovo ricovero. Questo è un primo dato che registriamo dopo tanti giorni e mesi, è una rondine, lo sappiamo, non fa primavera, però è un buon dato. Indagini in corso sul violento incendio che ieri pomeriggio